Bella raga, ciao a tutti del comando veneziano, Gran Premio di Monaco. Dai, siamo un po' in ripresa, secondo posto in griglia normale, Pippo vola ragazzi, Pippo è insuperabile, terzo Gigi Hamilton, quarto Fisichella, Kimi Raikkonen, poi via tutti gli altri. Qualifiche con sole, ma tracciato leggermente bagnato. In gara non è prevista pioggia, sì, ma dopo i 60 minuti, quindi fotte sega. Andiamo, Gran Premio di Monaco, secondo posto. Vai raga, tensione alle stelle. Bisogna fare i punti. Comunque il Kuma li ha promessi a Pippo dopo il tamponamento del Bahrain. Go, go, go. Sicuramente il Kuma non frena, il Kuma non frena. Ma Pippo è scatenato. Signori, è ufficiale. Pippo vuole il mondiale. La Disney sarà felice. Ma Fernando Cume non accetta e si butta subito. Guarda Pippo, guarda come è aggressivo Pippo. Ma guardate l'aggressività di Pippo, sconcertante l'aggressività di Pippo. No. Guarda, mi colpiscono anche da dietro, un po' di casino, un po' di bagarre, ma ci sta. Uno dei più classici bagarotti della storia, ma qua sto volando però, qua volo. Mamma mia! Ma cosa è successo? Drive thru, non che credo. Non ci credo. Ma di quanto? Ma dai! Ma che schifo. Drive thru senza senso. Vabbè. Perdo molte posizioni purtroppo. La madonna, anche su Raikkonen. Guarda che roba! Vaffanculo Raikkonen. Sono un po' incazzato perché un drive thru così lungo non me lo aspettavo. E purtroppo Fisichella se n'è andato. No, ma c'ho qualche problema ragazzi. Mi è partito qualcosa secondo me nel posteriore perché faccio fatica in certe curve, non lo so. Devo ricostruirmi la gara dopo l'impresa di Barcellona. Devo farne un'altra. Da secondo sono quarto. Il problema è che gli altri non sbagliano nulla. Pippo, Gigi non sbagliano nulla. E c'ho anche Fisico davanti. Però attenzione, siamo tutti qua. E il passo ce l'ho. Si pass, in un inglese perfetto. Aia, leggera. Il passo c'è assolutamente. Posso prendermeli quando voglio, teoricamente parlando, se non sbaglio. E non devo fare errori. Infatti Alfonso, nonostante una guida non pulita, si ciuccia al fastest. È che ragazzi, Pippo non sbaglia niente. Pippo fenomenale per il momento. Anche se in testa al mondiale c'è Gigi Hamilton, perché non si chiama Lewis Hamilton ma Gigi Hamilton. Vanno lentissimi davanti però. Non hanno un buon ritmo. Dai che sto arrivando. Non avevo capito sto drive thru, guarda. Posso capire 2 secondi, ma non ho guadagnato tanto anche perché ho inchiodato. Qui nel circuito monegasco. Il Cume vuole dimostrare di essere un grande. Che sorpasso su Fisichella, signori. Sorpasso senza un senso logique su Giancaldo. Grande Cume, dai. Stiamo macinando giri record. Sì. Sono velocissimo ragazzi.
Il Cume è a caccia di Gigi Hamilton, che deve ancora vincere una gara, Gigione. In realtà l'ha vinta in Canada. Questo mondiale stracombattuto, strabello. L'era della Ferrari è finita da tempo, ma Massa la vuole ricominciare, perché lui è Pippo Massa. No, qua Gigi mi frena davanti. Gigi, non ho per i coglioni. Madonna, Gigi. Meno male che il gioco è permissivo su questi mini contade. Sappiamo che è un gioco difficilissimo, ma qua piccolo bug di Monte Carlo lo sappiamo. Solo che sto prendendo tempo e Pippo se ne va. Pippo se ne va. Devo superare Gigi. Devo superare Gigi Hamilton. Yellow flag, yellow flag. Sono più veloci di Hamilton. Fuori Trulli, fuori Jarno. No, erroraccio. You've moved down the order into P4. That's P4. Mamma mia. Mi sono salvato, raga, ma troppi errori. Purtroppo troppi errori. E qua ho perso tantissimo. Salvato. Salvato ancora, ma sono anni luce ormai. Sono anni luce, purtroppo. Otto lunghissimi secondi. Io mini contatti. Basta, è finita la gara per il podio andata. Solo che, ragazzi, Pippo non molla. Pippo non molla una virgola. Potevo vincere sta gara, ma purtroppo troppi errori da parte mia. Mi sono anche miracolato che ancora non ho la macchina distrutta, sinceramente. Sto provando a spingere velocemente il più possibile. Non riesco a prendere almeno Gigi. Il problema è Pippo, però. Pippo scatenato, Pippo senza senso. Già lo rivedo Gigi, già lo rivedo. Ho un passo incredibile, ma nel corpo a corpo a Monte Carlo faccio fatica. Purtroppo. Sto dando veramente tutto. Parcheggiata la macchina di Trulli. Recuperati 3 secondi in un giro. A questo ritmo me lo ripiglio, Gigi. Il problema è che Pippo, purtroppo, è in fuga. Super Pippo, lei in fuga. No, mamma mia. Mi sta graziando oggi, il gioco. Ho perso un secondo, infatti sto guidando malissimo. Male. Perdo altri punti da tutti i big. Cioè Pippo e Gigi, ragazzi, sono insuperabili. Che mi sto avvicinando molto. Devo essere tranquillamente primo, perché da primo, senza rischiare, me la vincevo tranquillo. Ma nei corpo a corpo sono scarso, purtroppo.
3 secondi, ma stanno sbagliando davanti. Ci stanno dando battaglia e sto arrivando. Il Kume sta recuperando. Just 3 laps to go now. 3 laps. È incredibile, nonostante gli errori clamorosi che mancano 3 giri. Yellow flag, yellow flag. Fuori su Till. Ci serve il ritiro soprattutto di Pippo. Lo vorrei tanto il ritiro di Pippo. Guarda quanto gli mangio Hamilton. Adesso se ritorno sotto non posso più sbagliare. In certe curve guadagno veramente. Loro due possono ancora prenderli, Pippo no. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Devo giocarmela bene, raga. Oggi non sembra molto in forma Gigi. Comunque sembra l'anno delle rimonte questo, perché sono tornato sotto nonostante 2 macro errori. Faccio fatica, però faccio molta fatica a tenerla. Sto massacrando Webber, 18 secondi dal quinto. Gara strana, oserei dire. Comunque Massa non è lontano, è che troppi errori ho fatto purtroppo. Qua devo superarlo Gigi. You've moved up to P3. E mi sono ripreso Gigi, me lo sono ripigliato Gigion. Secondo me Fisichella è lui che mi ha fatto sbagliare. Il maledetto fisico. Almeno secondo, almeno secondo. This is your final lap of the race. Ce la sto mettendo, yellow flag, yellow flag. Yellow flag ma non è Pippo. Yellow flag ma non è Pippo. Bastava non fare la Rosberg fuori, parecchi ritiri a Monte Carlo ci sta. Non posso fallire adesso, non posso fallire. No! Ma sei uno stronzo Fisichella però. Second place, you're in second place. Mamma mia, ha frenato davanti Fisichella, ma sono pazzi sti qua. Vince per pochissimo, nonostante i 2000 errori Pippo vince di pochissimo. Sembra l'anno di Pippo. Ottimo seconda piazza, però sono molto soddisfatto. Va bene, va bene, va bene. Ok. Ho fatto il massimo, perdo altri 2 punti da Pippo, ma ho fatto il massimo. Ragazzi, perdo ancora la pole, la fa Gigi Hamilton. Pole di Gigi Hamilton. Raikkonen, Alonso. Purtroppo, ragazzi, mi stanno sfuggendo le pole. Monza è una delle gare più favorevoli, ma va bene. Pippo Massa, quinto. Andiamo, ragazzi, ti prego, pioggia. Porca. No, però l'asfalto non è umido, quindi boh. Sarà da capire, nessuna. Ciao. Vai, raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Pop. Pep. Pip. Up.
Clutch out, we're green. Go, go, go. E subito mi devo ciucciare Gigi. You're leading the pack, P1. E subito mi ciuccio Gigi. Adesso me ne devo andare. Adesso c'era sicuramente in alcuni tratti. C'era già la pioggia secondo me. Ma me ne devo andare. Per riaprire il mondiale devo vincere questa. Melbourne una gara favorevole, ma attenzione che ho fatto tanti errori anche in carriera. Credo che Hamilton non ha ancora vinto, ma si piazza sempre. È un piazzone Hamilton. Adesso devo stare per 10 giri iper concentrato. Ecco, appena detto. Vedo che la McLaren è una macchina che soffro, molto scorbutica, burbera per certi versi. Adesso devo sfruttare tutte le mie capacità di 4 volte campione irridato e Alonso una volta campione irridato per vincere. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Yellow flag, yellow flag. È molto vicino Gigi Hamilton, non riesco ad andarmene. Vola Come, vola. Ah, e comincia a piovere. Rain, rain. E mo speriamo, non ci voleva questa. Ma Hamilton è veramente vicino. Molto vicino Gigi. Non riesco ad andarmene da Gigi. Piove in tanti punti del tracciato, però ragazzi, speriamo bene. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Raikkonen quinto, Pippo terzo. Anche Pippo non ne sbaglia una. Purtroppo. È dura così, è molto dura. Devo stare iper concentrato però se voglio vincere. Button, iBox, incidente sicuro. Dai Come, dai. Si sente la pioggia, sta piovendo, Non è fitta, non è copiosa, ma è comunque fastidiosa. Good job. That was the fastest lap of the race so far. È molto vicino Hamilton, guadagno e perdo, guadagno e perdo. McLaren che sembrano di un altro pianeta qui a Montreal o Montreal, lasciavo la scelta. Montreal o vinco o vado fuori di solito. Adesso guadagno bene. Dai ragazzi, dai.
Dai ragazzi, dai. 2-1, 2-1. Adesso c'è ritmo. Yes pass, si pass, si pass. Dai che l'inglese è di casa nostra. Good job. That was the fastest lap of the race so far. E mi ciuccio un altro fastest. Adesso la macchina la sento anche bene. Devo evitare i cordoli perché saranno sicuramente un po' scivolosi. Molto bene. Per il momento tutto procede bene. Barrichello alla velocità di punta migliore. Dai che ci siamo, siamo a metà gara. Non devo sbagliare nulla però. La pioggia continua in certi punti del tracciato. Qua piove pochissimo, la pioggia leggera comunque. Per il momento la pista non si sta bagnando, le pozzanghere non ci sono. Qua non piove veramente più. No rain, no rain. Devo solo continuare così e portare a casa i 10 punti. Purtroppo sto fallendo un po' le pole, ma vabbè, ci sta. Buono. Non so se ho un doppiato, speriamo bene. Devo continuare così, ho perso qualcosa da Gigione. Blue flag, mamma mia. Sentiamo nella fase che le gomme sicuramente sono andate. Perdo un decimo. Qua mi sto doppiando Jenson Button perché non è Button. E blue flag, grazie. Dai, vediamo se guadagno o perdo. Guadagno 3-2, 3-2, bene, bene, bene. Non devo sbagliare niente, non piove più ormai, no rain, no rain. Just 3 laps to go now, 3 laps. Ok. Yellow flag, yellow flag. Canada è una gara che amo troppo. Coulthard fuori, dead Coulthard.
Dai, devo solo gestire la gara. Boom. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 laps remaining. Yellow flag. Dai Pippo. Pippo fuori, no niente. Andiamo a vincere, ti prego, manca un giro e mezzo. C'è sicuramente un altro ritiro Kovalainen fuori dai giochi. E inizia l'ultimo giro gara iperdominata. This is your final lap. Final lap of the race. Dai fiori, dai. Barrichello, iBox. Barrichello, iBox. Pochi metri, pochi chilometri separano il Cume da un successo fondamentale che mi proietta a grandi livelli, anche se Fiori, Gigi e Massa non ne sbagliano una. Se non arrivano primi arrivano secondi, se arrivano secondi arrivano terzi, punto. Io invece pago tanti punti persi in Bahrain. Il signori veneziano vince la seconda gara stagionale. Dopo Barcellona e il Canada, signori, il Cume c'è. Winner, 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 winner. Yes, bravo. Nice work, that's P1. Raga, classifica meravigliosa. Pippo 44, Gigi 43, Fernando Cume 38. Lotta apertissima e ci siamo. Dopo 6 gare, un bel bottino. 2 vittorie, una pole, 4 podi e 0 ritiri. Signori, ci siamo. Ciao!